iniziamo a fare il pesto nel mortaio, io come sequenza di ingredienti ci metto per prima i pinoli nazionali o del bacino mediterraneo. Li frantumiamo subito in modo da renderli una poltiglia. Nel pesto nel mortaio come pinoli c'era una percentuale molto più bassa rispetto a quello del frullino. Una volta che mi sono pestato così i pinoli, bisogna avere sempre il mortaio bello pulito, me li tolgo. Poi ognuno ha un po' i suoi tecniche, i suoi trucchi. L'importante è che insomma, il basilico sia quello buono, il parmigiano, l'aglio, l'olio, il pecorino, questi 7 elementi che siano quelli giusti. Metto l'aglio. Ora finalmente abbiamo l'aglio di Vessalico. Una volta pestato l'aglio ci metto dentro i pinoli frantumati. Questa per me è un'operazione importante perché pestando insieme l'aglio e i pinoli si crea una crema che poi distribuirà uniformemente nel basilico il gusto dell'aglio e dei pinoli. Ecco. Ora me li tolgo. A questo punto ci mettiamo il basilico. Il basilico è stato lavato e fatto un pochettino asciugare, perché sennò c'è quel problema poi che si forma l'acqua. E come dice un proverbio genovese, quando non riesci a fare un lavoro, è come piccare a quanto murtà, non riesci a fare il pesto. E questo è una cosa che tanti rinunciano a farlo perché poi gli fa l'acquetta. Insieme al basilico ci mettiamo un po' di sale grosso, ma non tanto. Il sale grosso aiuta a rompere più bene il basilico. Questa è la fase più importante perché ti giochi la finezza del basilico in questo momento qui. Il mortaio va fatto un po' rotoare, così prendi il basilico bene da tutte le parti. La quantità così che ci ho messo più o meno è di 3 mazzetti di basilico. Ecco qua. Ora possiamo aggiungerci la crema di aglio e pinoli. In questo modo si distribuisce molto bene, uniformemente, questo gusto dell'aglio e dei pinoli. Pestiamo ancora un pochettino, ma oramai il più è fatto. A questo punto prendo il parmigiano reggiano. Non ha una stagionatura esagerata perché sennò rischia di coprire il gusto del basilico. Fintanto che posso, olio non ne metto, perché nel momento in cui metti l'olio il pestello non ti serve più. Ora possiamo aggiungere sempre formaggio. Ogni tanto è bello assaggiarlo per capire un po' se ci vanno perché i prodotti non è che hanno tutto l'anno lo stesso gusto, c'è una stagionalità. In questo momento l'aglio di Vessalico è molto buono, ma
non è ancora completamente maturo e marca poco il gusto dell'aglio. Lo stesso il basilico con sto caldo qui ora è un momento che ha un po' patito e anche un po' meno profumo. A questo punto possiamo metterci l'olio. Olio ci va con lo ligure, noi lavoriamo con la zona di Chiusavecchia, produttori sopra Albenga, perché è un olio più dolce. Ancora un po' di formaggio. Mettiamo ancora un po' d'olio. Ecco, ci manca ancora una cosa importante, quella però ce la grattugio sopra. È il pecorino sardo, il fiore. Questo deve essere bello stagionato, è quello che alla fine gli dà quel colpo di freschezza, di sapidità molto importante. Così, finito.